TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Rimosse le impalcature, adesso visibile il nuovo aspetto esterno dell'ex ufficio tecnico della provincia, oggi città metropolitana, che entro l'estate diventerà la nuova sede del centro per l'impiego della regione Veneto. Seguendo con puntualità il cronoprogramma dei lavori, la ditta che sta eseguendo la ristrutturazione dell'edificio per conto della città metropolitana ha ormai completato gli interventi esterni e si concentrerà ora sulle finiture e sugli impianti interni. L'edificio sta cambiando volto e lo sta cambiando anche alla stessa area di via Rampa Cavalcavia a Mestre, riqualificando la zona anche dal punto di vista paesaggistico. E domenica 25 maggio Mestre torna a vestirsi di festa con un nuovo e attesissimo appuntamento di Via Piave in Festa, l'evento che celebra la vita quotidiana di questo vivace asse urbano, creando un'occasione unica di aggregazione, divertimento e di scoperta delle tradizioni. Dalle 10 alle 18 le strade si riempiranno di colori, musica e sorrisi, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, in cui famiglie, bambini e cittadini potranno vivere momenti di spensieratezza e convivialità. La giornata sarà scandita da stand, street food, musica dal vivo, artigianato, giochi per i bambini, performance itineranti e tante sorprese pensate per coinvolgere e divertire ogni fascia di età. I negozi lungo Via Piave resteranno aperti per tutta la giornata, offrendo un'occasione speciale per passeggiare, curiosare e vivere l'esperienza della festa anche attraverso le attività commerciali del quartiere. Ed è stato inaugurato il campo da calcetto a Sant'Elena a Venezia, con un minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Anna Chiti, la giovane studentessa scomparsa a causa di un incidente nautico. Il campo da calcetto torna a poter essere utilizzato dopo alcuni mesi di manutenzione e ripristino del manto erboso che è stato realizzato in erba sintetica. L'accesso è gratuito e aperto a tutte le fasce di età senza obbligo di prenotazione. Nel frattempo sono iniziati anche alcuni interventi manutentivi alle piastre da basket e da volley che si trovano sempre a Sant'Elena ad uso gratuito di tutti. I restauri riguardano principalmente il risanamento della pavimentazione dei campi da gioco e il ripristino delle recinzioni esterne. Un lavoro complessivo realizzato grazie ad un finanziamento di 300.000 euro. Cambiamo argomento. Il mondo di One Piece sbarca in Italia e fa rotta a Nave de Vero, che da sabato 24 maggio a domenica 1 giugno ospiterà in esclusiva il One Piece Action Game, un'esperienza immersiva ispirata alla celebre saga giapponese, diventata negli anni un fenomeno globale. Per 9 giorni la galleria commerciale si trasformerà in un vero e proprio concept deck, con 4 attrazioni tematizzate che immergeranno i visitatori nell'universo di One Piece, appunto, attraverso sfide interattive ispirate ai personaggi iconici della serie. L'attività sarà attiva dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno e nei weekend per 8 ore, offrendo al pubblico di tutte le età un'occasione per divertirsi, mettersi alla prova e vivere una nuova esperienza. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.